Sono passati pochi giorni dalla storica sentenza del Tribunale di Vicenza sui PFAS dell'ex Miteni e ora si torna a parlare di sostanze perfluoroalchiliche ed inquinamento. Stavolta però il fulcro della contaminazione non è un'azienda o un sito produttivo, ma una strada. Anzi, la superstrada. Già, perché dalle analisi dell'ARPAV e dell'autorità preposta ai controlli emerge la presenza di PFAS in alcuni punti ben precisi del tracciato. A darne notizia è stato il Partito Democratico nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta in Consiglio regionale. Ci siamo accorti, guardando i dati di ARPAV e di tutte le autorità preposte ai controlli, che questa infrastruttura viaria rischia di impattare pesantemente anche sullo stato della salute dei cittadini, del Vicentino e del Padovano. In particolare, dal 2018 sappiamo che presso la Galleria di Sant'Urbano, la prima realizzata, si è registrata una presenza di PFBA eccessiva. I dati di oggi ci raccontano che questa presenza eccessiva di PFAS nelle zone di realizzazione delle gallerie della superstrada Pedemontana Veneta e dunque non solo in quella di Sant'Urbano ma anche in quella di Malo hanno effettivamente dei livelli preoccupanti. Ecco cosa chiede il PD alla Regione dopo aver consultato i dati. Chiediamo alla Regione del Veneto, intanto di fare chiarezza in maniera trasparente rispetto a qual è veramente il contesto e le condizioni di salubrità di quei territori e due, di intervenire immediatamente per evitare che quello che oggi sembra un possibile danno si realizzi e diventi davvero un fatto pesante sulla salute dei cittadini e sul nostro territorio.